Buongiorno Alfio D'Agata, benvenuto sulla nostra social car. Bene, Sei grazie. in TV. Molto bene. Oggi parleremo un po' di te, della tua opera, di quello che succede, di cosa fai a Catania e di quanto movimento gira attorno alla Catania cinematografica. Ti consegno questa telecamerina, quello è il tuo punto di vista sulla città e sulla nostra chiacchierata che ha inizio ora. Nella macchina. Allora, cosa stai facendo di bello in quest'ultimo periodo? L'ultima mia fatica, perché è stata una vera e propria fatica, è stato questo omaggio a Diabolic. Il titolo infatti è Dallac si è fermata a Catania ed è l'unione di un gruppo di attori bresciani, 34. 34 attori bresciani. Che per la verità nessuno di questi è attore. Ogni anno il produttore combina qualcosa per il suo compleanno e quest'anno ha pensato bene di fare un cortometraggio. Le mie perplessità erano: uno, vabbè, gli attori non professionisti; due, girare per Catania proprio in quei giorni, e tre, il fatto che lui volesse dare il copione solo al momento in cui tutti i suoi amici erano arrivati a Catania. Quindi un copione al buio? Al buio, quindi non solo Con non sono attori attori, non non c'è professionisti. gente che magari di recitare non gli può fregare di meno, e in più glielo dai Vabbè, questo all'ultimo. qua è uno strano. Siccome è strano, tra il folle e il geniale, io ho accettato. Ma perché ha scelto Catania? Lui ha un suo carissimo amico che è nato a Brescia ma vive a Catania, Rudy, che da anni lo porta a sciare sull'Etna, a mare, alla playa, alla Scogliera, insomma, Cioè, ha un quindi lui amore bresciano per potrebbe andare in ovunque. tutta Europa e invece sceglie di venire giù al sud in Sicilia, a Catania. Vabbè, Villa Bellini, zona industriale e playa, mi e il dicevi. lungomare della playa per fare tutti gli inseguimenti, perché non ci siamo fatti mancare niente. Inseguimenti, green screen, drone, diciamo ambienti, circa una ventina. Quel giorno sembrava un giorno come gli altri. Stesso caldo, stessa spiaggia, stessa sabbia, stesso mare, stesse persone. Catania è una città che si presta ad essere un set cinematografico. Per me la città è filmica, ha qualcosa di particolare, soprattutto se vai a cercare vie o scorci diversi da quelli soliti. Quindi io, che poi sono anche adesso presidente di una società storica catanese, un po' diciamo che la città la conosco e sempre mi sorprende, poi vado curiosando, cammino molto a piedi, mi piace parecchio. Ecco, ci dai qualche spunto da andare a mostrare, da andare a visitare e magari anche a fotografare? Allora, prima di tutto, ovviamente, giocando in casa, la società storica catanese in via Etnea, al 248 sopra il Lopò, diciamo che è lo scrigno per me della città ed è un posto assolutamente da vedere. Tra l'altro avete girato anche un film, un corto. Abbiamo girato Tante cose, cose. Tra quelli diciamo che ci stanno più a cuore. C'è ce n'è il giorno uno. più caldo, che ovviamente forse è anche tra quelli meglio riusciti poi sono particolarmente legato per tanti motivi. La regia di Giuseppe Coco, all'interno del corto c'era anche un grandissimo Leo Bullotta. Si vede una Catania molto particolare, inquadrata bene, c'è un connubio tra regia, fotografia e location che devo dire è riuscito al 99,9%. Ok, allora, come se tu fossi una guida turistica, devi indicare all'interno di una ipotetica mappa di Catania ai turisti i luoghi da andare a visitare, luoghi cinematografici, oltre alla società storica catanese, cosa proponi? La Villa Bellini, perché è sempre un luogo pulsante, verde, nel cuore della città. Altra location da a inserire nella cui cartina? sono legato è Piazza Dante con Sì. con i Benedettini. A Piazza Dante ho girato una serie web, L'investigatore Gallo, anche qui truppo metà romana, metà catanese, l'investigatore che si nasconde tra le mura della chiesa per pedinare un personaggio. Nella macchina. E poi, a distanza di un po' d'anni, sono ritornato lì per i Viceré,
Sì. come assistente del mio maestro Maurizio Calvesi. Abbiamo girato questo grande e complicato film, quindi sono ritornato non più da studente ma da operatore in quei luoghi, quindi sono parecchio legato. Allora, già che ci siamo, qui c'è via Tomaselli, anche qui ho girato in una bellissima casa perfettamente mantenuta negli anni 70 e ho fatto tutti gli interni di Mi chiamo Paoluccio, Sì. un cortometraggio per Teleton che trattava un problema serio di malattie rare. E a proposito di progetti che vorrei fare sempre a Catania, ho un documentario, anzi un docufiction perché c'è una parte recitata, Sì. che si chiama La memoria delle cose, che da anni provo a mettere in piedi perché avrei bisogno lì, ahimè, della regione Sicilia e dei suoi bandi. Vorrei raccontare la nostra storia partendo da un oggetto, da una spada, un posacenere, un libro, un cantiere, e poi si dirama lì una storia, quindi attraverso gli oggetti raccontare la nostra storia. Quindi, diciamo l'ultimo puntino da inserire nella nostra mappa della Catania cinematografica, set a cielo aperto. Sono andato a vedere l'ex macello Di Via Azzurria? Sì, che in verità non avevo mai visto, cioè non dopo il restauro che è stato fatto già Sì. da qualche anno, ed è molto interessante, così come tutta la parte dietro il porto di San Cristoforo. Ho visto delle vie, delle traverse, soprattutto una terrazza però privata dell'amico Gabriele Arena, in cui ci sono delle visuali, come dire, filmiche. Io credo che il prossimo progetto dovrebbe essere un teaser. Questo in particolare parla di Condor, dei poliziotti in borghese che girano in moto, gli eredi dei falchi, è sempre ispirato quindi a cose nostre catanesi. Da girare qui a Catania. Lo vorrei girare a Catania perché poi alla fine Ma te... vivo questo rapporto amore-odio perché girare qua è un po' complicato per tanti motivi, tante cose, soprattutto di mentalità, organizzazione, anche di mezzi, anche se adesso negli anni ci stiamo attrezzando bene, ci sono tanti tecnici valenti anche qui. Comunque in questa cartina non può mancare una parte fondamentale di Catania, che è la playa. Certo, io poi sono particolarmente legato, per un motivo o per un altro mi è capitato spesso di girare alla playa, anche d'inverno. Alf, è stato davvero un piacere, mi sono divertita e ho scoperto anche dei luoghi nuovi, un modo differente di vedere Catania, la potremmo raccontare così anche ai turisti. Adesso proponiamo a qualcuno di inserire questi punti nella cartina. Certo, ben venga la nostra Catania filmica, quella che dovremmo portare avanti. Grazie Alfio. Grazie a te. Nella macchina